Giorgio delle Pertiche, l'addio a Francesca e Pietro, i due fratelli uccisi domenica dal papà, funerali in forma privata in chiesa, a piangere la mamma Roberta e i compagni di scuola. Primo giorno di zona rossa anche in Veneto, centri storici vuoti, posti di blocco e controlli delle forze dell'ordine, code invece fuori dai supermercati per la spesa in vista del cenone del pranzo di Natale. Feste in un locale a Vicenza, in barba alle norme anti-Covid, interviene la polizia che chiude l'attività e multa il titolare. 7 denunciati per il sit-in non autorizzato davanti all'abitazione del governatore Zaia venerdì scorso, l'indagine di Carabinieri e Questura va avanti. Il Consiglio Comunale di Verona ieri sera ha revocato la cittadinanza onoraria a Roberto Saviano, che su Twitter scrive: cari amici veronesi, da oggi non sono più un vostro concittadino, ma continueremo a scambiarci opinioni. Un Natale distanziato ma non meno ricco di significato. Il presidente della provincia di Belluno Padrin: se proprio questa rinuncia non ci va giù, pensiamolo come un regalo di Natale agli operatori sociosanitari. Natale a casa con Antenna 3 il 25 dicembre, la vostra festa è con la nostra emittente a partire dalle 9.50. Tra gli appuntamenti alle 10 la Santa Messa del Patriarca di Venezia, mentre alle 12.45 sarà la volta del concerto dell'Art Voice Academy. Buonasera, ben ritrovati. Dunque, lo avete sentito in apertura la cronaca, una vigilia di Natale che ha stretto un'intera comunità nel dolore. Ad Arsego di San Giorgio delle Pertiche, l'addio a Francesca e Pietro, i ragazzi uccisi domenica dal papà, funerali in forma privata, in chiesa a piangerli la mamma Roberta e i compagni di scuola ed amici. Mancano pochi minuti alle 13 quando, nel silenzio rotto dal suono delle campane e dal dolore che tutti unisce, le bare bianche coperte da rose gialle e bianche arrivano sul sagrato della chiesa dedicata ai santi Martino e Lamberto. Ad attendere Francesca, 15 anni, e Pietro, 13 anni, c'è una comunità. Ci sono i loro compagni di classe, con le rose bianche in mano e i palloncini appoggiati alla parete della chiesa. Ci sono i sindaci di San Giorgio delle Pertiche e Tre Baseleghe, c'è la loro mamma Roberta, stretta da un cordone di affetto e riservatezza. Funerali in forma privata per volere della famiglia in questo giorno di attesa del Natale per volere della mamma. Attimi delicati di grande umanità in cui le lacrime scendono silenziose e le parole sono troppe. La prima lettura dal libro della Sapienza, il Vangelo della risurrezione di Lazzaro, ritmano la celebrazione dell'addio presieduta da Don Massimo Facchin, parroco di Arsego, con accanto Don Maurizio, il parroco di Sant'Ambrogio di Tre Baseleghe. Carissimi Francesca e Pietro, esordisce Don Massimo, mi spiace che i vostri sogni non possano realizzarsi qui su questa terra, ma vi assicuro che la vostra esistenza non andrà perduta. Ragazzi descritti dal parroco attraverso le parole dette a lui, tra le lacrime, da mamma Roberta che ricorda Francesca, pronta a donare sorrisi, una medicina per tutte le fatiche, e Pietro, il secondogenito, travolgente, un terremoto quando entrava in casa, che condivideva le merendine a scuola e non sfuggiva alle coccole. Buoni figli, buone persone, dice Don Massimo, che continua. Fatela cadere sulle persone che amate, la mamma, i nonni, i vostri familiari, i vostri amici di scuola, i vostri compagni di scuola. E con una preghiera particolare Don Massimo chiede ai due ragazzi, Francesca e Pietro, di riversare la loro bontà anche sul loro papà. Anche lui, dice, ha bisogno di amore puro. Le ultime parole sono per mamma Roberta perché riesca a vivere alla luce della fede. Momenti intimi, intensi. È il suono delle campane a ritmare il lento uscire dalla chiesa di Francesca e Pietro. Ad Arsego inizia a piovere quando il corteo sfila a piedi verso il Camposanto, mentre nel cielo volano palloncini bianchi e due cuori rosa e azzurro. Primo giorno di zona rossa anche a Padova e provincia in questa insolita vigilia di Natale. Poca gente in centro, dove continuano i controlli da parte delle forze dell'ordine, ma il primo bilancio è positivo.
Niente corsa agli ultimi regali o listone a festa, tra pacchetti e pacchettini, nessun mercato in Piazza dei Signori, qualche banco in quella dei frutti, aperte le bancarelle di Piazza delle Erbe. Una vigilia di Natale all'insegna della sobrietà e del rispetto delle regole, quella che tutti stiamo vivendo. Questo primo giorno di zona rossa direi che sta andando abbastanza bene. È chiaro che la situazione è particolarmente strana perché c'è poca gente in giro. Stamattina abbiamo evidenziato cittadini che acquistavano beni alimentari soprattutto sotto il salone. Già nel pomeriggio di mercoledì i padovani promossi dalla polizia locale che ha controllato 362 veicoli con 425 persone a bordo, tutte perfettamente in regola con l'ordinanza della regione scaduta la mezzanotte per l'ingresso di tutta Italia nella zona rossa stabilita per le feste. Molti anche gli automobilisti che volontariamente si sono accostati ai posti di blocco per chiedere delucidazioni e chiarimenti. I controlli continueranno nei prossimi giorni. Noi continuiamo a controllare il territorio perché è evidente che è una necessità, soprattutto sempre per la sicurezza della salute dei nostri cittadini. Auspichiamo ovviamente che le regole vengano rispettate. Oggi come ieri abbiamo fatto una grande attività di controllo e di informazione e quindi auspichiamo che anche nei prossimi giorni possano essere seguite le regole, quelle proprie della zona rossa. Per il resto niente, un augurio di buon Natale a tutti voi. Ed ora ci spostiamo a Treviso, centro storico vuoto e botteghe alimentari con la coda fuori, la fotografia di una vigilia natalizia anomala. C'è la coda, dobbiamo aspettare. Centro storico vuoto e alimentari presi d'assalto per gli ultimi acquisti per il pranzo natalizio. Si strappa il biglietto numerato e si aspetta pazientemente sotto la pioggia. Per fortuna abbiamo fatto l'ordine una settimana fa e così si evita magari più veloce. Code davanti al panificio, davanti alle farmacie, alle macellerie, al fruttivendolo. Manca sempre qualcosa, quindi si fanno le code e pazienza. I code davanti alla macelleria, davanti al panificio. Anche davanti al panificio, la coda, cosa vuoi farci? C'è chi ammazza l'attesa leggendo il giornale, scene che si ripetono nella prima periferia e nelle botteghe del centro, in zona pescheria. Stasera pesce, domani spazio alla cucina tradizionale. Ultime spese, sì, per il pranzo di domani. E cosa cucinerete? Pollo rosto e patate arrosto. C'è anche chi regala un sorriso e un augurio, che raccogliamo di buon grado. Auguri, buon Natale! Ed ora i dati del report regionale, sono 4.380 le persone positive nel Veneto negli ultimi 24 ore, 108 i decessi, in Veneto poi restano 387 persone ricoverate in terapia intensiva, 2.960 si trovano in area non critica. Ed ora ci spostiamo a Vicenza, festa in un locale in barba alle norme anti-Covid. All'arrivo della polizia c'è il fuggi, gli agenti chiudono l'attività e multano il titolare. Festa privata nel locale, arriva la polizia e c'è il fuggi. Sono le 20 di mercoledì sera quando su segnalazione di alcuni cittadini le volanti della polizia intervengono in via Zamenof alla discoteca Cadi Dennis dove si stava tenendo una festa in violazione alle norme anti-Covid. Il titolare inizialmente ha cercato di temporeggiare prima di aprire agli agenti cercando di giustificare la presenza di 6 avventori e negando la festa, ma proprio il fuggi all'arrivo degli agenti ha tolto ogni dubbio. Il locale è stato chiuso per 5 giorni e il titolare è sanzionato e multa per violazione delle misure di contenimento del Covid anche per 4 giovani pizzicate dalla volante alle 23:20 in auto lungo Viale del Verme. Vinto dal Covid a 40 anni, si è spento Roberto Villotta di Fossalta di Portogruaro, era stato ricoverato al Covid Hospital di Jesolo a inizio mese. Dura aveva scritto in un messaggio inviato agli amici: se il mio quadro clinico non migliora mi devono intubare. Dopo una settimana è stato intubato, a inizio settimana si era negativizzato ma il coronavirus aveva già compromesso i polmoni. Trasferito in terapia intensiva a San Donà, Villotta non è riuscito a superare il difficile periodo di convalescenza. Una notizia che ha lasciato sgomento tutto il porto gruarese e la destra tagliamento dove Villotta era molto conosciuto.
E dal Covid Hospital di Jesolo la voce del direttore Lucio Brollo, che il 27 sarà il primo a vaccinarsi e che parla di immaturità nei confronti di molte persone che non rispettano le regole. Abbiamo avuto un picco di ricoveri la settimana scorsa, siamo arrivati quasi alla saturazione dei posti letto. Adesso questa cosa è un po' rallentata o fermata, ma grazie alla collaborazione di altri istituti, nel senso ospedali vicino che ci prendono pazienti in fase di convalescenza. Anche nel Covid Hospital di Jesolo la pressione ospedaliera continua a farsi sentire. Ecco perché, evidenzia Brollo, si attende con ansia l'arrivo del vaccino. Noi iniziamo il 27 qui all'ospedale di Jesolo e io sarò fra i primi a essere vaccinato. Il motivo per il quale era fondamentale sviluppare il vaccino nel più breve tempo possibile, e grazie alle tecnologie moderne, al grande lavoro degli scienziati, è stato fatto un vaccino che è chiaramente un vaccino sicuro, perché è già stato testato, anche se in maniera veloce, però siamo certi che gli effetti collaterali sono quelli che possono avere i vaccini. Brollo si esprime poi in merito alla cosiddetta variante inglese del virus e sui contagi tra i quarantenni. La novità che noi abbiamo visto all'inizio era questa presenza importante di ricoverati giovani che c'erano, ma non in maniera così importante nella prima ondata. Quindi la malattia è sicuramente molto più diffusa nei giovani rispetto alla prima volta, ma penso sia stato legato a dei comportamenti non adeguati rispetto a quanto era stato previsto. Quindi questo assembramento di cui si parla tanto, questa non portare maschere, ha diffuso l'infezione anche fra le persone giovani che contavano di non infettarsi. Quello che dà un po' di amaro in bocca è che la gente sia convinta che la sanità, i sanitari, i medici, gli infermieri ci giochino sopra. Qualcuno scrive perché così riempiono i posti letto, ma magari fossero tutti i letti vuoti. Andrei a casa anch'io con la mia famiglia, capito? Invece non riusciamo a farlo. Sono partiti questa mattina dalla sede della Pfizer in Belgio i tir con i primi vaccini contro il Covid-19 che raggiungeranno i diversi stati europei. In Italia giungeranno il 26, destinazione lo Spallanzani di Roma. L'indomani poi il 27 dicembre al via la più grande campagna vaccinale della storia. Il primo che sarà sottoposto alla vaccinazione il personale socio-sanitario e poi gli ospiti dell'RSA. Un Natale distanziato ma non per questo meno ricco di significato. Gli auguri del presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin, con un pensiero speciale a chi è in difficoltà. Non ci saremmo mai aspettati di trascorrere un Natale in zona rossa. Ci saremmo augurati di poter celebrare le festività senza troppe restrizioni, in una condizione di normalità, lontano da questo maledetto virus. E invece siamo qui. Inizia così il lungo audiomessaggio del presidente della provincia Roberto Padrin, registrato affinché attraverso tutti i media possa arrivare nelle case dei bellunesi. Dobbiamo stare distanziati, ma non per questo sarà meno Natale, afferma Padrin, che dice ancora: se proprio questa rinuncia non ci va giù, cerchiamo di pensarla come un regalo di Natale a medici, infermieri, operatori sanitari e lavoratori delle case di riposo. E a chi soffre, Padrin indirizza un augurio speciale. A chi in questi giorni sta soffrendo, costretto su un letto di un ospedale, a chi è a casa ammalato, a chi ha subito lutti importanti, a chi si trova in difficoltà perché ha perso il lavoro o è in difficoltà economiche, a tutto il mondo della sanità, della nostra provincia, della nostra regione. Dalla diocesi di Belluno-Feltre gli auguri del vescovo Renato Marangoni, che nel sito della chiesa bellunese scrive: tante parole sono state spese in questi giorni in vista del Natale. Ci siamo chiesti come festeggiarlo, come viverlo, come organizzare tutto ciò che tale ricorrenza richiede. In realtà, spiega il vescovo Renato, restano poche parole, molto scarne. Il vescovo così invita a pensare al luogo della natività, sprovvisto di tutto. In questo anno di sfibrante pandemia, con l'incertezza economica, il lamento della terra e l'insicurezza esistenziale che comporta, andiamo a Natale così, dice Don Renato, scorgendo il segno della vita che viene alla luce, che si rinnova, che ci coglie nella notte e quando riteniamo esclusa ogni via d'uscita.
Nel Natale di Gesù, laggiù a Betlemme, in quel punto della storia, la vita si manifesta donando se stessa. Ci appare come una lacerazione fuori luogo, ma essa genera guarigione. Andiamo a questo parto di vita. Ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio, continuiamo con la cronaca. 7 denunciati per il sit-in davanti all'abitazione del governatore Zaia a San Vendemiano venerdì scorso. L'indagine di Carabinieri e Questura va avanti. Sono 7 uomini tra i 51 e i 70 anni di età i manifestanti identificati e segnalati alla Procura della Repubblica per il sit-in di venerdì scorso davanti alla residenza del presidente Luca Zaia a San Vendemiano. La contestazione mossa nei loro confronti è quella di manifestazione non autorizzata per la quale è prevista una maximulta. Al momento non ci sono altre accuse, anche perché il sit-in si era svolto in maniera pacifica. Subito sul posto si erano portati i carabinieri della compagnia di Conegliano e del reparto operativo di Treviso accanto ai colleghi della Digos della Questura trevigiana. La protesta era stata inscenata dopo l'ordinanza con la quale il governatore aveva di fatto anticipato le mosse del governo, quella per intenderci con il divieto di spostarsi dal proprio comune a partire dalle 14, misura tra l'altro non più in vigore perché superata e inglobata dal decreto dell'esecutivo. Buona parte delle persone segnalate alla procura appartiene al mondo venetista e indipendentista. Ben più grave invece la posizione del giovane che si era ripreso davanti al cancello dell'abitazione di Zaia e aveva condiviso il filmato sui social con la colonna sonora del padrino. Le frasi pronunciate in quel video potrebbero costargli l'accusa di minacce e istigazione alle molestie. Minuti di terrore in un'abitazione di Barbarano Mossano. 2 finti carabinieri entrano in casa e picchiano il figlio di una 41enne. Si fingono carabinieri per entrare in casa e picchiare il figlio di una 41enne. Sono le 6:30 del mattino quando 2 individui suonano il campanello di un'abitazione in via Crispi a Barbarano Mossano. Ad aprire la porta la donna e i 2 finti militari entrati si dirigono immediatamente nella camera del figlio 20enne che stava dormendo, prendendolo a pugni e minacciandolo con un coltello. La madre, nel tentativo di fermare gli individui, è stata a sua volta strattonata per un braccio e minacciata col coltello. Ancora sotto shock le vittime hanno chiamato i carabinieri che a seguito del racconto e della descrizione degli individui sono risaliti ad un 24enne e un 20enne vicentini. I 2 sono accusati di violazione di domicilio in concorso, minaccia aggravata, danneggiamento e usurpazione di titoli. Nell'abitazione del 20enne è stato ritrovato anche il coltello utilizzato per le minacce. Scoppiata la polemica dopo che il Consiglio Comunale di Verona nella seduta di ieri sera ha revocato la cittadinanza onoraria a Roberto Saviano che era stata conferita allo scrittore campano nel 2008. Tra le motivazioni della delibera di revoca della cittadinanza onoraria, il mancato ringraziamento di Saviano al Comune di Verona e il fatto di non avere mai manifestato la volontà di venire a ritirarla. Cari amici veronesi, da oggi non sono più un vostro concittadino ma continueremo a scambiarci opinioni anche quando non saremo d'accordo, a proporre soluzioni anche se scomode, a vigilare sull'operato dei nostri amministratori perché questo fanno i cittadini. La risposta di Saviano affidata ad un tweet e dal comune arriva un chiarimento. Il sindaco Federico Sboarina non è tra i firmatari dell'iniziativa. Il primo cittadino scaligero non era neppure presente ieri alla seduta in aula. Il messaggio di Natale del Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che richiama l'importanza di riscoprire le radici del senso della nascita di Gesù e di riscoprire i rapporti umani tra le persone. Domani il Patriarca di Venezia, dopo la messa di Natale che Antenna 3 trasmetterà in diretta dalle 10, condividerà il pranzo di Natale con i poveri. Il Natale ci vede un po' tutti preoccupati ma sereni perché crediamo che il Signore sia in mezzo a noi. È un Natale faticoso ma è un Natale di sfida, è un Natale di impegno, è un Natale in cui siamo chiamati ad andare alle radici del mistero del Natale.
Messaggio di Natale del Patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, che domani, dopo la messa in Basilica di San Marco, che Antenna 3 trasmetterà in diretta a partire dalle 10, condividerà il pranzo di Natale in centro storico, alla mensa della Caritas a Ratana. Di fronte a noi c'è la possibilità di un vaccino che ci dà speranze, però abbiamo bisogno anche di trarre una lezione da questa pandemia, e cioè recuperare i rapporti personali, la fragilità come cifra dell'uomo. Chi è stato provato da questa pandemia ha fatto un'esperienza unica nella sua vita. Il Patriarca Francesco ha ribadito anche l'importanza della comunicazione. Grazie per il lavoro che voi fate, l'informazione è la base dei rapporti umani in una società. È la base anche della democrazia, quindi sono grato per il lavoro, l'impegno che esprimete quotidianamente anche in prima fila di fronte alle notizie, cercando di spiegarle nel modo migliore possibile. È il Natale che diventa vita vissuta in un momento di difficoltà che ci deve trovare tutti migliori e più impegnati per costruire un futuro. Buon Natale a tutti. Parliamo ora di Natale a casa con Antenna 3. Il 25 dicembre la vostra festa è con la nostra emittente. Partiamo alle 9.50 con la nostra diretta e staremo insieme fino alle 19.30 quando sarà in onda il telegiornale di Treviso. Tra gli appuntamenti alle 10 la Santa Messa del Patriarca di Venezia, mentre alle 12.45 sarà la volta del concerto dell'Art Voice Academy di Castelfranco. Una non stop di voci, immagini, storie, musica, ospiti in studio e in collegamento dal territorio e poi il filo diretto con voi. Al numero 351 17 55 340 potrete mandare gli sms, i video con gli auguri di Natale ai vostri cari per unire le famiglie in un grande abbraccio, l'abbraccio di Natale a casa con Antenna 3 il 25 dicembre alle 9.50. Dunque questa era la nostra ultima notizia, vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona vigilia di Natale. Arrivederci. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio. Bentrovati al meteo. L'aria fredda proveniente dal nord Europa inizia ad irrompere sull'Italia. Sul nostro territorio sarà un Natale caratterizzato dal maltempo. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto festività del 25 dicembre con un tempo spiccatamente instabile, il cielo sarà grigio e nuvoloso, avremo infatti precipitazioni sparse, più significative sulle zone meridionali della nostra regione, limite della neve in abbassamento fino a 500-700 metri sulle zone montane, forte vento di boa. Temperature in graduale diminuzione, minime tra -3 e 3 gradi, massime comprese invece tra i 5 e gli 8 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, molte nubi e cielo coperto con deboli piogge in temporanea intensificazione pomeridiana. Temperature minime fino a 3 gradi, valori massimi sui 7-10 gradi. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove lo scenario sarà diverso. Bassa probabilità qui di piogge, ma cielo sempre grigio e nuvoloso per tutto il giorno. Temperature minime sui -2 gradi, massime sui 4-5 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento. Agenzia Le Cirque. Per vendere o acquistare la tua casa, Agenzia Le Cirque. Professionisti al tuo servizio.